Anche il Veneto sotto shock dopo lo sconvolgente attentato alla redazione del giornale satirico parigino Charlie Hebdo e le immagini impressionanti del massacro diffuse praticamente in tempo reale in tutto il mondo stanno suscitando una serie di reazioni di sdegno e condanna. Il presidente della regione Zaia esprime il cordoglio di tutto il popolo veneto attraverso un telegramma inviato all'ambasciatrice di Francia in Italia per il vile atto di terrorismo che ha colpito una storica voce di libertà e ferito l'intero popolo francese. Durissime le parole del sindaco di Padova, Massimo Bitonci, che lancia un appello ai rappresentanti di tutti i gruppi musulmani della città: condannino l'attentato ed i propositi dei terroristi o se ne vadano. A Padova, dice Bitonci, non c'è posto per chi tace per convenienza o collusione di fronte ad una strage come quella di oggi. Immediata la presa di posizione della Consulta Veneta per l'immigrazione: non vogliamo essere confusi con persone come queste, che non esitiamo a definire barbari e criminali, pericolosi tanto per noi come per voi, come per tutta l'umanità. Questo è il commento di Abdallah Khesraji, vicepresidente della Consulta e leader dell'associazione marocchina. Massima allerta nei confronti di chi fa azione di proselitismo indirizzato all'indottrinamento ideologico terroristico, chiede il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo Ruffato, che, annunciando un minuto di silenzio all'inizio delle prossime sedute del Consiglio e delle commissioni regionali, ribadisce come sia necessario dire no senza mezzi termini a questa nuova strategia della tensione, attraverso una radicale ed estesa azione di prevenzione e controllo che impedisca la crescita di nuovi killer e il dilagare dell'odio. E proprio sul fronte della sicurezza in tutta la regione sono stati sensibilizzati da parte delle forze dell'ordine i servizi sul territorio, in particolare a Venezia. Non abbiamo segnali in questa direzione, dice il questore Angelo Sanna, ma è chiaro che una particolare attenzione debba essere posta soprattutto nei confronti degli obiettivi sensibili come il consolato francese. Intanto nella Marca, l'Electrolux di Susegana, è stato affisso in bacheca dagli operai un volantino di solidarietà nei confronti delle vittime della strage di Parigi.